Tutto pronto per la terza corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono in 9 cavalli di 4 anni al via, è la prima batteria del trofeo Gentleman for Life. Anche qui 5 gentleman che andranno in finale. 1 Aladdin, Andrea Orlandi, 2 Able TR, Maurizio Scala, 3 Avica Chuck SM, Fabrizio Martinelli, 4 Axel Nib, Massimo De Luca, 5 Aria Pink, Elena Bruniera, 6 Zola Chi, Stefano Lago, 7 Actaro P, Matteo Zaccherini, 8 Annie Pan, Alessandra De Videl, 10 Anita Spritz, Thomas Manfredini. Autostart che entra in dirittura. Si parte con gran lotta per il comando. La velocità dal centro dello schieramento è quella di Axel Nib. In mezzo c'è Aria Pink a largo di tutti, Zola Chi, che imbocca la prima piegata a largo di tutti. Con gradualità Stefano Lago cerca di riprendere in mano ora per trovare una posizione. Axel Nib riprende in mano una Numero volta 1 assunto il Aladdin comando. squalificato. Lascia sfilare Aria Pink. Aria Pink che si presenta da leader sulla dritta opposta alle tribune, va verso i 400 metri. All'esterno Zola Chi, lungo la corda Axel Nib, a precedere Avica Chuck SM, ancora Able TR, Annie Pan che si sposta dalla quinta posizione alla corda, mentre sbaglia Zola Chi, che era rimasto al largo, si riprende al volo ma perde posizioni. Primi 600 passati in 45,5. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Aria Pink nei confronti di Axel Nib, lungo la corda Avica Chuck SM. Annie Pan allo scoperto, Zola Chi che ora cerca di recuperare al passaggio davanti alle tribune, 1-1-1 per gli 800 metri iniziali, con Aria Pink in vantaggio nei confronti di Axel Nib. Annie Pan, ancora Avica Chuck SM, Zola Chi, quindi il 2 di Able TR. Poi Actar OP, il chilometro passato in 1.16,6 da Aria Pink, che è sempre in vantaggio nei confronti di Annie Pan, che tra poco avrà spazio per scendere alla corda sul calo di Axel Nib. Si ripropone all'esterno Zola Chi. Numero 3 Avica Chuck SM squalificato. Lungo l'ultima curva Aria Pink in vantaggio, Zola Chi che prova coraggiosamente a ritornare. Lungo la corda c'è Annie Pan che sta ricaricando le pile, ma probabilmente avrà solo l'opzione open stretch. Ancora Axel Nib, l'ultima curva passata addirittura in 15,8, in vantaggio Aria Pink. Annie Pan che va di dentro, Zola Chi che insiste in mezzo alla pista, Aria Pink che continua a difendersi da Zola Chi e Annie Pan. Aria Pink che la porta a casa fino in fondo per il secondo. Annie Pan ancora avanti a Zola Chi, poi ancora Axel Nib e Able TR a prendere il quinto, ultimo posto utile per la finale. Il successo in cost to cost di Aria Pink ed Elena Bruniera. Per il training di Battista Congiu, Giuseppe Rovida, il proprietario della 4 anni da Libeccio Griff, vince Aria Pink che porta a casa il successo sfilando il comando su Axel Nib e controllando fin sul palo. Al secondo Annie Pan, al terzo corre bene dopo rottura Zola Chi al rientro. Poi ancora Axel Nib e Able TR, questi 5 gentleman che andranno in finale.